Buonasera e ben tornati a tre, l'approfondimento culturale di Sardegna Gol. Oggi abbiamo il piacere di avere qui un graditissimo ritorno, Carmen Salis, l'autrice. Salve a tutti, grazie. E un altrettanto gradito nuova presenza di Ivan Murgana. Grazie, buonasera a tutti. E Carmen, i nostri ascoltatori la conoscono perché c'è stata diverse volte ospite di questo podcast. Insieme a Ivan avete creato una raccolta di racconti, e Sabendidora da Roba, perdona la pronuncia del mio pessimo sardo campidanese, edizioni Amico Libro. Raccontateci un po' di questa vostra nuova fatica letteraria. Do la parola a Ivan. Sabendidora di Arroba in origine doveva essere un racconto incentrato sulla storia di una donna, Lalla, che abbiamo mantenuto come protagonista. Però poi le vicissitudini ci hanno portato a dover spaziare e raccontare le storie di altre donne. Quindi ne è nato un racconto, insomma più racconti totalmente al femminile. C'è la venditrice di stoffe, Lalla, che abbiamo immaginato andasse a trovare tante altre donne nel circondario. Quindi sono venute fuori 10 storie di donne realmente esistite, che nel loro piccolo avevano qualcosa da raccontare. Quindi Lalla è il fil rouge che unisce tutte queste donne. Lei che andava nelle varie zone del Campidano a vendere biancheria, a vendere stoffe, e poi queste le compratrici che, mentre Lalla vendeva delle lenzuola, degli asciugamani, della biancheria, raccontavano le loro storie, insomma. Carmen, in questo racconto troviamo un aspetto molto importante, che è la Cagliari del passato e che ormai non esiste più, un po' fa da sfondo, basta anche semplicemente leggere le prime pagine di questo per rendersene conto. Sì, in realtà Lalla copriva con la sua vita, i suoi anni, quei periodi, per cui non abbiamo fatto in tempo, come ha detto Ivan, a coltivare la sua narrazione, però un po' io ho rubato da quella che era la figura di mia madre, mia nonna, che comunque cagliaritane doc, hanno sempre vissuto nel quartiere della Marina Castello, quindi
c'era la storia di quella Cagliari che tu hai detto, c'è stata attraverso la narrazione di questi personaggi che sono diventati un tutt'uno con Lalla. Non potendo farci raccontare da lei le cose, abbiamo un po' rubato da quelli che erano i ricordi che avevo della mia famiglia. Quindi avete un po' ricostruito anche basandovi sulle Sì, vostre esperienze sì, personali. sì, sì. Anche perché, correggimi se sbaglio, c'è qualcosa anche di tuo autobiografico, Ivan. Esatto, tra questi 10 racconti abbiamo scelto di inserire qualcosa di nostro, quindi è venuto fuori un racconto di mia nonna, la Teresa che raccontiamo nella Sabinitora di Arroba era la mia nonna materna, e poi anche la madre di Carmen, quindi abbiamo scelto in un certo senso di mettere i nostri ricordi più intimi in questo libro. E quelli sono gli unici due racconti che sono scritti non a quattro mani, ma Teresa è scritta interamente, raccontata interamente da Ivan, e Dina è raccontata interamente da me, mentre gli altri sono comunque scritti insieme. Ecco, su questo vorrei farvi una domanda, però prima di farvela vorrei invitare le persone in ascolto o che volessero interagire con Ivan e con Carmen a farlo tramite la chat del nostro canale in modo da poter anche avvicinare, ecco, i nostri ospiti ai nostri ascoltatori. Questo è il senso un po' anche della diretta che abbiamo scelto come format per il nostro podcast. Volevo domandarvi, ecco, questo è un aspetto che mi ha colpito, e la scrittura a quattro mani è abbastanza comune nella saggistica. Mm. Nella prosa invece è molto più inconsueto. Da cosa nasce questa scelta che comunque effettivamente è molto rara come modalità? Questo è un bis, puoi dirlo tu? Esatto, noi ci siamo già cimentati nella scrittura a quattro mani, abbiamo cominciato 10 anni fa con Salvadora. Molti ci chiedono come sia lavorare allo stesso testo contemporaneamente. Devo dire, noi non abbiamo avuto particolari difficoltà, siamo riusciti già dalla prima esperienza ad amalgamarci subito, quindi siamo riusciti comunque a mantenere lo stesso registro narrativo, che è la cosa più complicata, perché per quanto si possa essere simili, è normale che comunque uno avrà sempre un modo di scrivere diverso dall'altro. Noi siamo riusciti a uniformarci. Il complimento più grande che ci hanno fatto per la precedente esperienza, chi ha letto il libro ci diceva che era difficile capire chi aveva scritto una parte e chi aveva scritto l'altra. Quindi dopo la prima esperienza abbiamo deciso di proseguire, quindi è nato questo nuovo libro. Il complimento ancora più grande arriva quando uno dei due dice: chi l'ha scritto? L'hai scritto tu o l'ho scritto io questo? E quindi ci vuole molta collaborazione, molta disponibilità a seguire o a raggiungere l'uno e l'altro. Bisogna dimenticarsi del proprio registro, del proprio stile, e stare dentro quello che è lo stile che deve essere comune per poter raccontare quella storia. Ma materialmente come avviene questo processo di scrittura? Magari Ivan scrive qualcosa, la passa a te, tu lo integri o viceversa? Sì, accade così che uno inizia e poi l'altro a ruota continua finché non si stabilisce che quella è la fine. Poi chiaramente l'abbiamo rivisto decine e decine di volte, ci siamo intervenuti un sacco di volte perché è nata l'idea un po' di anni fa, poi un po' per lavoro, un po' perché ciascuno di noi aveva altri progetti, è rimasto lì fermo. È cambiato anche il nostro modo di scrivere, quindi siamo dovuti intervenire a rivederlo completamente. E soprattutto bisogna essere anche fedeli ai personaggi, Sì. perché noi abbiamo raccontato storie di persone che comunque venivano dal popolo, quindi non potevano avere un linguaggio particolarmente elevato. E lì comunque stava a noi doverci frenare, perché è normale, noi non ci esprimeremmo mai così. E quindi nell'esercizio è stato proprio questo, cercare comunque di immedesimarsi e parlare come avrebbero parlato queste donne. Quindi sicuramente non utilizzando da parte delle donne o di Lalla stessa il passato remoto. Certo, certo, avete evitato chiaramente di Questa è stata la parte più infiocchettare. difficile perché comunque sia ti viene spontaneo ad un certo punto, anche se tieni un registro abbastanza medio-basso, però ti viene normale utilizzare i verbi in un certo modo. Invece devi ripassare, ricordarti che io ricordavo per esempio come si esprimeva mia madre, lui e i suoi parenti, insomma bisogna andare indietro con la memoria anche
e per il registro linguistico, che è importantissimo. Ecco, da questo punto di vista avete fatto, presumo, anche un lavoro di ricerca, nel senso che ovviamente fino a pochi 10 anni fa il sardo campidanese era molto utilizzato a Cagliari, ormai si è perso, ma lo stesso italiano era molto differente da quello attuale, penso, non lo so, tutti gli anglicismi o terminologie di questo tipo. Sì, abbiamo lasciato l'espressione, non tante, però le espressioni in lingue le abbiamo lasciate e le ha curate. Sì, Chiaramente. è stato preziosissimo l'intervento di Salvatore Sarico, che è oltre ad essere un appassionato e un grande conoscitore della lingua sarda campidanese, che ci ha insomma impedito di commettere errori grammaticali imperdonabili, quindi è intervenuto carinamente ancora una volta per rivedere il nostro testo. E quindi magari ne approfittiamo adesso per Assolutamente, ringraziarlo. per ringraziarlo. Sì. Anche perché il cagliaritano che io conosco, del quale non ho grandissima padronanza scritta, però è comunque diverso dal campidanese che si parla a San Rocco, per cui bisognava per forza utilizzare quella che è l'universalità della lingua campidanese, l'LSC. Sì, racconto un piccolo episodio. A me era capitato di vedere tempo fa un cortometraggio ambientato nei tempi nostri tra Santa Vendrace, il mio quartiere, e San Michele e Smirrioni. Sì, io non parlo un po' l'orecchio. Era molto, molto forzato, molto marcato, molto ostentato questo parlare un cagliaritano che era fin troppo perfetto nella Sì, però è sua giusto, purezza. ma secondo me sarebbe giusto che ciascuno parlasse come mangia, come si dice, però è giusto che quando si scrive ci sia di mezzo quella che è la regolamentazione delle regole grammaticali e quindi della forma scritta. Tra i personaggi che avete tratteggiato in quest'opera, senza naturalmente spoilerare, senza privare gli ascoltatori del gusto di scoprire loro stessi le storie qui raccontate, qual è quello che vi ha colpito maggiormente? A quale siete maggiormente legati? Ci sono fatte naturalmente per il caso di tua nonna e per le figure che in qualche modo riguardano tua madre. Vai tu. Diciamo che la fase di gestazione di questo progetto è durata diversi anni, quindi alcune donne che erano in vita e ci hanno raccontato direttamente la propria storia ci hanno lasciato. Altre storie sono state raccontate dai parenti. Scegliere una storia in particolare è difficile perché a loro modo ogni storia, ogni persona che abbiamo incontrato per attingere dal bagaglio dei ricordi di famiglia ci ha lasciato qualcosa. Io sono molto legato naturalmente alla storia di mia nonna, Teresa, però anche di Vicenza. È una donna che ha conosciuto anche Carmen, che ci ha ospitato in casa sua, una donna che aveva tantissimi gatti in casa, una donna che aveva avuto una vita particolare, era stata, nonostante vivesse comunque, fosse originaria appunto della Marmilla, si era trasferita a Napoli a seguito di una famiglia facoltosa napoletana, quindi non aveva neanche più l'accento sardo, ha vissuto praticamente tutta la vita insomma con questa famiglia. E Cenza, che è venuta a mancare purtroppo poco tempo fa, sicuramente mi ha lasciato un grandissimo ricordo. Eh sì, sono bellissime storie queste. Sì, sì, ci saranno tanti gatti in questi racconti. Tanti gatti. Sì, infatti ad un certo punto Eva mi ha detto e basta tutte queste code dritte che inseguono Sì, perché nei racconti di Carmen, come nella vita, i gatti sono una presenza fondamentale, a parte tatuarseli, insomma, li inserisce in ogni racconto. Quindi È vero. E poi tocca a me dargli da mangiare questi gatti, il problema è sempre quello. Mi perdonerete se troverete troppi gatti in giro in questo libro, ma volevo che ci fossero. Anche il logo della casa editrice Appunto. Esatto, presenta è un gatto. Certo. Ivan, vorrei domandarti, come ti sei avvicinato alla scrittura? Diciamo che è stata una... Io nasco naturalmente prima giornalista e poi scrittore. Ho cominciato Poi ti sei emendato. Scusa la battuta, cioè, no, dai, cancelliamola. No, bellissima, bellissima. Quindi diciamo che è stata un'evoluzione, chiamiamola così. Ho sentito l'esigenza di non dover scrivere solamente fatti di cronaca, ma anche delle storie completamente mie. Quindi ho cominciato con la prima esperienza e diciamo poi ci ho preso gusto e diciamo mi prendo delle licenze dalla cronaca di tutti i giorni e insomma scrivo storie. Ecco, e quanto è difficile nel momento in cui tu ti trovi di fronte ad un computer o un foglio di carta riuscire un po' per usare un termine moderno, a switchare tra la modalità del giornalista e quella invece dell'autore?
Beh, può sembrare che siano due cose completamente diverse, però non lo sono. Non lo sono, Non ecco. lo sono. Naturalmente la scrittura del giornalista è più immediata, è più d'impatto, devi concentrare quello che devi dire nei caratteri che comunque hai a disposizione per riempire quell'articolo. Con una storia, cioè quando scrivi una storia tua, diciamo, hai più possibilità di lasciare le briglie, insomma, e di dare sfogo alla fantasia. Quindi diciamo che tempo fa dissi in un'altra intervista che, diciamo, la scrittura del giornalista è un po' i compiti a casa e quindi poi dopo viene il momento in cui puoi giocare, insomma. Beh, certo. Anche tu, Carmen, sei un giornalista comunque. Io non pratico, però scrivo solo di quello che voglio e quindi non potrei mai fare il lavoro di Ivan. Ivan comunque col suo lavoro ha molte fonti, ha molti motivi per rubare dalla realtà emozioni, oltre al fatto stesso di cronaca, però lui sta con la gente, quindi vede il dolore da vicino. Io gli dico sempre, non riuscirei a fare quello che fai tu, che deve comparire davanti a una donna che magari ha appena perso il figlio, deve avere il tatto, l'empatia per riuscire ad intervistarla. Però questo secondo me lo arricchisce anche dal punto di vista dello scrivere, perché ha motivo di rubare, non solo di essere empatico, ma proprio di prendere dalle espressioni del viso al modo di piangere, al modo di affrontare il dolore. Secondo me questo Beh, sì, quello che sei costretto a raccontare come cronista non ti scivola addosso, cioè ci sono fatti di cronaca che ti porterai sempre e per sempre appresso. Non puoi rimanere impassibile davanti alla morte di una bambina o un incidente stradale che comunque dove è morta un'intera famiglia. Queste cose comunque alla fine fanno parte poi del tuo vissuto. E ovviamente poi ti condizionano anche quando poi scrivi, perché emotivamente sei diverso. Cioè, ogni volta che comunque affronti dei determinati fatti di cronaca, cioè, cresci anche tu, si evolve la tua scrittura, acquisisci una empatia differente. Certo. A proposito di empatia, anche di rapporto con ciò che scriviamo, con ciò che scrivete, una domanda vi vorrei fare. Quanto è difficile, se lo è, mettere su carta il racconto di una persona che si è tanto amata, come può essere una madre o una nonna? non è difficile mettere su carta, è difficile probabilmente essere oggettivi e quindi raccontare quella persona non solo con gli occhi dell'amore, ma con l'oggettività della realtà. Questo, perché noi comunque questo abbiamo fatto nei nostri due racconti. Abbiamo seguito quella che era la linea che abbiamo utilizzato per le altre donne. Le altre donne si sono raccontate attraverso i parenti o comunque hanno raccontato in prima persona. Noi abbiamo raccontato di persone amate cercando di rimanere il più possibile oggettivi, perlomeno questo per quanto riguarda me. Non so per Ivan. Sì, sono d'accordo. E diciamo che questo ci è servito anche per cristallizzare certi ricordi. In un certo senso abbiamo fatto anche un esercizio spirituale, chiamiamolo così. Noi abbiamo voluto comunque metterlo nero su bianco, quello che comunque ricordava la nostra memoria, affinché comunque non si perdesse e poi magari farlo conoscere anche agli altri. Sì, certo. Carmen, tu mi raccontavi di un'anziana signora, fortunatamente ancora in vita, vecchia abitante del quartiere di Santa Sì, Vendrace. sì, sì. Eh, Allora, questa donna ha raccontato la sua vita come un fiume per 2 ore e mezza. È cresciuta in un quartiere, c'eri anche tu, ti ricordi quando l'abbiamo intervistata? È cresciuta in un quartiere, la Santa Vendrace, che non di c'è una più. volta, sì, quella Sì, che dei tu conosci benissimo, sì. pescatori, del panettiere, delle prostitute. Sì, e lei era forse l'ultima di un sacco di figli ed era l'addetta alla costruzione delle nasse, quindi una bambina di 7 anni che doveva distruggersi le mani preparando le nasse per questo padre che comunque era pescatore e doveva far lavorare tutti, uomini e donne compresi. Sì, lei è ancora in vita e mi piacerebbe molto che potesse leggere, è molto anziana, anziana credo che non sia molto in salute, però
ci sono le figlie che spero che le portino questo messaggio, che le raccontino che comunque la sua storia è finita su un libro. Tra l'altro, se possiamo menzionare un simpatico episodio che è capitato Sì. in occasione di un evento dedicato al quartiere di Santa Vendrace, tu hai letto in anteprima proprio il Pezzetto, racconto sì. Che riguardava la signora, e in sala erano presenti Io non lo sapevo, c'erano le figlie presenti, è stato bellissimo, sì, è stato proprio bello. le figlie, insomma, quindi insomma è stata una bellissima coincidenza. Sì, ma è giusto, sono donne che non hanno fatto grandi gesta, però meritano proprio nella loro normalità, nella loro quotidianità di essere ricordate, perché secondo noi rappresentano una parte fondamentale della nostra cultura, della storia e anche della storia della donna stessa, dell'evoluzione della donna. Sì, esatto, alla fine noi non abbiamo raccontato le storie di donne che si sono guadagnate pagine sui libri di storia. Abbiamo raccontato quelle che erano le vite delle nostre mamme, delle nostre nonne, donne che nel loro piccolo facevano qualcosa di straordinario, però. Quindi cioè, una donna che realizzava le tegole, una donna che realizzava le nasse, una donna che ha visto come mia nonna nascere la raffineria, andava a fare le pulizie lì fino a rovinarsi le mani con i prodotti chimici per la pulizia. Quindi insomma, nel loro piccolo sono tante storie di donne che però hanno qualcosa da raccontare. Ma certo, raccontano un po' la storia, la piccola storia di tutti noi che Esatto. stiamo in questa Sì. città. Quest'opera è uscita da poco. Sì, la presenteremo per la prima volta in assoluta il 25, sabato 25 a Monteclaro. Peraltro, poi, naturalmente, il tema della centralità della donna è un tema che è di ampia, diffusa discussione, ormai giustamente anche a livello quotidiano. Quindi sicuramente anche io credo che sia importante raccontare la donna in una maniera come fate voi, che è al di fuori di stereotipi o di archetipi ormai purtroppo spesso consueti. Ecco, questo. Sono donne forti comunque quelle che noi raccontiamo, sono donne che hanno vissuto, fatto niente di eccezionale, ma nella normalità hanno dovuto tirare su famiglia, lavorare, salvare il salvabile in casa, cioè sono donne che hanno sofferto, ma sono donne forti che hanno portato avanti comunque la loro missione di essere madri, mogli o anche semplicemente donne e basta. Sì, io credo che comunque siano 10 piccoli esempi di resilienza, perché abbiamo raccontato ad esempio una storia, la storia di Marina, ti ricorderai, Sì. una donna che aveva salvato suo marito dalla fucilazione. Il marito era fascista nel periodo quindi stiamo parlando del periodo della seconda guerra mondiale, e lei era riuscita a strappare dal plotone di esecuzione il marito, insomma, si era salvato grazie a lei. Quindi una storia anche quella molto, molto bella che comunque ci è rimasta assolutamente impressa. Visto l'esito positivo di questa collaborazione, pensate che ci sarà un seguito? Può darsi, dovremmo un po' muoverci Falla perché... preziosa adesso, perché- però ovviamente Deve sì. controllare l'agenda. No, nel senso che Così. non c'è molto tempo perché siamo impegnati entrambi in mille cose, però c'è un'idea che io ho da un sacco di tempo, che ci piace lavorare insieme anche perché andiamo a trovare le storie, così come abbiamo fatto per Salvadora, che abbiamo girato paesi, cimiteri, abbiamo raccolto le informazioni di questa donna. Abbiamo fatto così con questo libro e ci piacerebbe farlo anche per il prossimo, proprio andando a frugare nelle case. Spiegati bene, niente di perché legale. detto così sarebbe che ci intrufoliamo. Non c'è tempo. Beh, con la mia agilità poi ci piacerebbe molto, ce l'abbiamo un'idea che se lui se la ricorda ancora è quella delle case vuote. Far parlare le case. Far parlare le case, quindi Parlare le case. andare proprio in quei luoghi abbandonati che non hanno più storia attuale e raccontare cosa c'è stato dentro, chi ci ha vissuto, scegliendole. Chiaramente è un lavoro di ricerca difficilissimo, molto più di quello che abbiamo fatto finora, perché dovremmo veramente partire dal catasto per capire cosa è successo. Però Beh, mi ma piace. la stessa zona di San Roque si presta molto a questo tipo di ricerca. Beh, sì, insomma, tutto questo territorio, tutto quel territorio è assolutamente, secondo me, fertile per portare avanti lavori di questo tipo. Però credo che anche nell'entroterra sardo ci siano assolutamente delle zone che meritano di essere battute per tirare fuori storie interessanti.
noi quando abbiamo raccontato Salvadora ci siamo concentrati su una zona che non conoscevamo. Noi siamo partiti da Usaramana, dove né io né lei eravamo mai andati. E lì siamo andati a ritroso raccontando la vita di Pietrina del Salvador. Abbiamo scoperto paesi bellissimi che non conoscevamo. Sì, no, effettivamente la zona della Marmilla, del Tregenta, Sarcidano sono delle zone che hanno tanto, da quel punto di vista, moltissimo da raccontare. Sono molto affascinanti e molto poco conosciute, molto poco frequentate e forse affascinanti un po' anche per quello. Sì, ci impiegheremo 20 anni a portare. Vedremo, però i progetti ce li abbiamo. Io lavoro molto bene con Ivan perché comunque è molto collaborativo, è bravo e soprattutto nessuno di noi due vuole emergere e sovrastare anche con solo una parola in più l'altro, e questo è importante quando si scrive a quattro mani. Credo che sia anche piuttosto raro, oltre che importante. Ci tentano in molti. A me capita di valutare testi che risultano scritti a quattro mani. In 20 anni che faccio questo lavoro ne ho beccato solo uno che poteva essere valido, che è quello di Momotti. Gli altri sono tentativi, ma si nota troppo il cambio di registro, si nota troppo la ripetitività dell'argomento, perché ognuno non sta mai al suo posto, ma cerca di dire qualcosa su quello che ha già scritto l'altro. Certo. Quindi mi confermi che insomma, è una prassi che è abbastanza diffusa, quella di scrivere a quattro mani. Sì, perché si pensa che sia più facile fare in due quello per ignoranza avrei detto il contrario. Il problema è che chi si avventura in questa missione pensa che sia più facile, perché mal comune mezzo gaudio. Invece non è così, che richiede ascolto dell'altro, richiede partecipazione, richiede rispetto, richiede di dover fare un passo indietro quando magari l'altro ti dice questo non va bene, perché noi ce lo diciamo. Ecco, consentimi una breve digressione. Tu nei tuoi corsi da insegnante di scrittura espressiva insisti molto su quell'aspetto. Sulla condivisione? Sì, è fondamentale. È fondamentale come è fondamentale l'ascolto, perché ognuno ha un ruolo all'interno del ruolo degli altri. Non c'è nessuno che deve emergere. Ciascuno di noi deve imparare dagli altri, condividere e rispettare il posto che tiene lui e che tengono gli altri. Certo. Come si dice, il bon ton dice che non devi mai prendere il boccone per primo e mai prendere l'ultimo che rimane nel piatto. La scrittura è questo, è aspettare, ascoltare, non sentirsi né più bravo né peggiore degli altri, ma condividere, un po' come se fosse un buon pasto, quindi lasciare l'ultimo boccone, non prendere mai il primo, lasciare che siano gli altri a servirsi e non prendere l'ultimo. Certo, mi sembra un ottimo proponimento. Adesso voi quest'opera la presenterete per la prima volta in pubblico sabato. Sabato, poi diciamo abbiamo inizia il tour. Poi inizia il tour. Sabato diciamo anche dove? Esatto, sì, a Monteclaro. Alle 17, poi abbiamo il giorno dopo siamo a Domus Antigas a Pula. La rassegna di la Pula. Mattina. Poi la settimana successiva, venerdì 31, siamo a Villa San Pietro, poi il giorno successivo saremo a San Roque, poi abbiamo 10 date a stretto giro. Saremo l'8 marzo a Samazzai, il 7 marzo saremo a Capoterra e poi dobbiamo programmarci un po' ancora il calendario, ma come inizio direi che abbiamo già un bel po' di roba da fare. Beh sì, direi di sì, insomma, già un bel giro di presentazioni. Speriamo che piaccia da competere con Salvadora. Salvadora ha venduto tantissimo, ancora adesso vende, ha avuto un discreto successo perché si è mosso molto bene quel libro. Quindi quando arriva il secondo... le aspettative sono sempre più alte, insomma. Sì. Quando un testo comunque ha un buon riscontro, come in questo caso qui, e poi quando ci si rimette a scrivere, non si avverte un po' la pressione, o magari si sviluppa anche magari involontariamente delle aspettative da questo punto di vista? Non lo so, perché da autrice non ci penso a questo. Posso pensarci da editore, quindi a dare buoni consigli ai miei autori quando arrivano al secondo o al terzo. Ma da autrice non ci ho mai pensato. No, sinceramente non ho pensato neanche io a questo, che potesse essere magari visto diversamente rispetto all'altro. No? Questo non l'ho mai pensato. E chiaramente una volta che si è ottenuto il risultato, giustamente, perché sì, poi insomma, il rischio c'è.
la vita del creativo in generale, Beh, sì, in qualsiasi caso, in quasi tutti i casi, a parte pochissimi nomi, è una vita fatta di sacrifici, di impegno, di gratificazioni che non sono quasi mai di natura economica. Però sapere che magari un certo numero di persone è andato in libreria e ha comprato il tuo libro, al di là del mero aspetto del guadagno, è una grandissima soddisfazione. Sì, sì, ma è bellissimo pensare che quello che tu scrivi arrivi a casa di chi non ti conosce, è la cosa più bella. Oppure pensare che fra 100 anni qualcuno troverà una libreria impolverata, un testo nostro e dirà ma chi erano questi? Però c'è rimasto il libro a ricordarsi, a farci ricordare. È un po' megalomania, forse questo non lo so, presunzione, però è una cosa che a me piace molto, no? e poi è bello anche l'aspetto che un pezzetto di te possa Sì, cominciare a far parte della vita degli altri, sì, perché se anche una parola, una sola frase che tu hai scritto in quel libro rimane impressa a una persona, credo che comunque sia per uno scrittore un dono bellissimo, che quello che hai scritto possa in un certo senso piacere agli altri, una tua parola possa magari anche portare del conforto in determinate situazioni alle altre persone, credo che comunque sia un dono enorme per uno scrittore. Certo, penso che comunque tra le varie funzioni del romanzo vi sia anche quella di riuscire comunque a rappresentare un pezzo di realtà che rappresenta un po' una guida anche per chi lo legge. sì, sì. Beh, poi comunque è bello che siano persone reali, che hanno una famiglia, che hanno vissuto una vita vera. E questo, se mi permetti, è molto bello perché vorrei insistere su questo aspetto qui. Comunque, attraverso una lettura di un testo come questo, ci avviciniamo alla riscoperta di una Cagliari che non esiste più, ma che merita di essere conosciuta. Sì, perché l'Alla è cagliaritana, quindi l'Alla comunque si muove all'interno della città, di quei quartieri e si sposta con subostali o col treno, con la sua valigia di cartone. Esatto, qua abbiamo attinto soprattutto ai ricordi di Carmen bambina, La valigia di perché cartone che però è resistente. Sì, assolutamente, sì. infatti ha fatto tutta la carriera Sì, con la sì. valigia di cartone. Ed era reale questo fatto, Sì, che aveva una valigia di cartone. Con quelle borchie che avevano dei corpi contundenti Sì, e sì. sbattevi in testa la persona e Che era cagionavi. anche abbastanza fuori dal comune per una donna fare questo lavoro, una donna sola che viaggiava da sola. Era un lavoro che facevano più più gli gli uomini, uomini. sì. Sì, Il vecchio commesso viaggiatore. esatto. Però era il tempo anche in cui i corredi andavano, erano un obbligo per le famiglie. Certo. Quindi lei vendeva bene. Mi ricordo da bambino c'erano quei signori, quelle persone che andavano nelle case della gente e il proprietario della casa, la proprietaria chiamava le vicine, Sì, apriva il sì. Sì, valigione e Quelli tirava erano esatto. fuori. napoletani Erano però, me li napoletani. ricordo anch'io, sì, sì, sì. Lei invece era proprio sarda e vendeva i corredi, vendeva anche cose buone. Così diceva Eh lei. sì, eh sì. E vorrei domandarvi se aveste modo di magari di leggerci un piccolo brano del vostro libro. Facciamo fare a Ivan. Ivan. No, Subito così. subito così, così ti prepari per sabato. Leggi quello che vuoi. Anche l'inizio. Noi abbiamo immaginato che Lalla, tutta questa narrazione, eh, la faccia da un istituto dove è ricoverata, dove vive ormai l'ultima parte della sua vecchiaia. Quindi lei è in questa villa, in questa casa di riposo e si lascia andare ai ricordi. Hai detto vecchiaia, io sono senza occhiali, quindi dovrò portare il Ecco, libro a distanza siderale per riuscire Beh, ti posso prestare i miei se per vuoi. quello per focalizza- quello che ti ho detto di leggere, perché tu li hai non è così. dimenticati. Vabbè, me li ricorderò comunque. Comunque, come sta dicendo Carmen, partiamo proprio dalla casa di riposo. Abbiamo iniziato a raccontare immaginando proprio che Lalla fosse lì e i suoi ricordi andassero a trovarla. Da qui la pioggia non si vede, ma si sente. Lo sento come viene giù piano piano, come batte sulle tegole, come sbatte sul grande lucernaio bianco. È 2 mesi che son qua. Il mangiare è buono e loro sono gentili. Le signorine, dico, quelle che si occupano degli ospiti che arrivano in questo posto. Cosa potevo chiedere di più alla vita? Il mio viaggio in questo mondo è incominciato tanto tempo fa e ne ho viste di cose e di case. Sì, di case tante. E di tante e in tante sono stata ben accolta, non solo perché ero una benditora di arroba, ma perché poi alla fine le donne volevano raccontare. Perché c'è sempre qualcosa da raccontare a qualcuno. Mettevano la caffettiera sul fuoco, io aprivo la mia valigia con dentro la biancheria e loro sceglievano.
Guardavano e a volte desideravano, perché i soldi erano pochi. Ogni giorno era lo stesso treno, ma cambiava la stazione. Il momento più difficile era riuscire a non perderlo. Facevo di corsa quasi tutta la via Roma, senza sentire il peso della valigia piena zeppa di tovaglie, asciugamani, sottovesti e tutte quelle cose che servivano a una donna. Ma poi il viaggio era solo riposarsi senza mai staccare gli occhi da quel meraviglioso quadro che è la mia terra. E anche se ero stanca, non dormivo, lo dovevo guardare tutto anche se lo avevo visto già tante volte. Bravo. Grazie. E ce l'hai fatta anche senza occhiali, hai visto? Ma infatti era tutta una messa in scena. Si sta preparando per Certo. sabato. Allora, quindi sabato alle 17, biblioteca provinciale. Sì, in Monteclaro, Emilio Lussu credo che sia la biblioteca, si chiami così la Ok. biblioteca, sì. Niente, saremo lì con la nostra prima presentazione, speriamo che siano in tanti a venire ad ascoltare la voce di Lalla, perché Certo. è la voce di Lalla. Ci vediamo quindi sabato alle 17 e prima di concludere questa puntata vorrei ricordare una cosa. Oggi in pratica è il primo anniversario di questo podcast, quindi un anno fa siamo andati in onda con questo esperimento di questo podcast dedicato all'approfondimento culturale e il primo ospite di questa trasmissione, indovina chi fu? Chi fu? Chi fu? Tu! Ah, io! Sì. Bene, allora Quindi, insomma, è il nostro è stata- compleanno. Sì, è stata una circostanza Quindi Bene, hai bene. portato bene, insomma. Ma speriamo di continuare a portare Sì, bene sì. allora. Circostanza fortunata e soprattutto molto molto gradevole, quindi ne approfitto per ringraziare Carmen che fin da subito Grazie a te. Grazie a te. Ivan che è venuto a trovarci, è stata una bellissima conoscenza e naturalmente ne approfitto anche per ringraziare tutte le persone che in questo anno di tempo Certo. sono entrati in questo studio e hanno raccontato qualcosa di loro, di se stessi, delle opere che hanno creato e naturalmente un ringraziamento anche a Roberto De Sì in regia. Bravo Roberto, grazie. Chiedo scusa, come mi dicono la regia, sono il notaio di casa. Ok, fermi tutti, non andatevene. Allora, c'è qualche commento. Flavia Nelly Wilson. In Salvador le due penne si sono fuse in un'unica penna. Non sono stata capace di capire quando scrivere a Carmen e quando invece era Ivan. Affascinante, ora tocca a sta venditore del roba. Grazie Flavia. Grazie. Grazie a Palla Centorighe ci saluta, salve a te, grazie. Domenico Valituto, complimenti, libro sicuramente interessante. Come nasce l'idea e come avete scelto le storie da inserire? L'abbiamo già detto, l'idea nasce da una vera venditrice di stoffe che poi è venuta a mancare e abbiamo scelto le storie in base in parte a delle richieste che ci facevano quando scoprivano che avremmo scritto questo Sì, libro. a differenza del primo libro, ci è capitato, insomma, che venissero proprio le persone a Sì. chiederci di raccontare una storia di famiglia, quindi diciamo siamo stati più fortunati stavolta, abbiamo dovuto fare meno fatica. Sì. E infine Fleana Lai, ugualmente abbiamo ospitato qui alcune settimane fa, bello ascoltarvi, Pietrina era donna, le protagoniste di quest'ultimo lavoro sono donne. Per un prossimo progetto maschile avete pensato a qualche personalità, per il prossimo progetto avete pensato a qualche personalità importante maschile? Allora, è una domanda che a me fanno spesso. Lui non ha problemi, nei suoi libri tratta anche i personaggi maschili. Io è vero, ne ho pochi personaggi maschili, non lo so. Mi piacciono di più le donne, forse perché credo che abbiano molte più cose da raccontare a volte, per uscire anche da certi schemi. Magari, chi lo sa, chissà. può essere. Effettivamente l'elemento femminile è sempre Sì, ricorrente ma me lo dicono nella... sempre, racconti solo di donne, perché? E di gatti. e di E di gatti, gatti, sì. sì. Ci sta, insomma, donne e gatti, perché no, insomma. Bene, era giusto raccogliere questi interventi dal pubblico, mi chiedo scusa a tutti per non averlo fatto prima, rinnovo ringraziamenti ad Ivan e Grazie a Carmen, voi. tanti auguri per questa, un bocca al lupo Grazie. per questa nuova... Viva il lupo. Viva il lupo, questa nuova uscita e diamo appuntamento per chi volesse incontrare Ivan e Carmen dal vivo, sabato alle 17 alla Biblioteca Provinciale di Monteclaro. Grazie. Grazie. Grazie a tutti, Ciao. ciao!